estratti dal mare, quel sole invadente che ogni cosa rivela, il tuo dilemma sospeso nell'aria e il viso vestito di fuoco. Ti bacerò sul finale dei sogni, quando il distacco nutrirà di noi. Abbraccerò i tuoi aspri profumi, vado di riva in riva. Allora, siccome la serata di oggi è d'amore, poesie e canzoni, no, tanto si sente benissimo, no? Sì, sì. Iniziamo in maniera del tutto originale, credo non abbiano mai iniziato in questa maniera, cioè con la musica, non è originale ovviamente, però è bene che Giuseppe Farda inizi con la musica, poi ci metteremo in mezzo le sue parole, le sue poesie, le mie parole e le vostre parole, perché sono importanti anche le vostre. Prego Giuseppe. Grazie per essere venuti. Intanto. Guarda i tuoi occhi estratti dal mare, quel sole invadente che ogni cosa rivela, il tuo dilemma sospeso nell'aria e il viso vestito di fuoco. Ti bacerò sul finale dei sogni, quando il distacco nutrirà di noi. Abbraccerò i tuoi aspri profumi, vado di riva in riva. Ritornerò sui vecchi passi, con quel selvaggio sarò segnato, gioca la fiducia, sarà tua gara, e custodire sarà la mia sfida. Guardo i tuoi occhi estratti dal mare. Allora, un pomeriggio tardi, mi squilla il telefono, il cellulare, numero sconosciuto. Rispondo, chi è? Signor Sanna, dice, sono Giuseppe Farda. Vabbè, desidera? No, dice, la sto chiamando perché per metterci
d'accordo sulla presentazione del mio libro. No, scusi, non è che ho sbagliato un numero, no. No, dice, io devo presentare il libro di poesie il 4 di aprile e mi hanno detto che lei deve, come dire, dialogare con me. Insomma, per farmela breve, era successo che Giuseppe si era messo in contatto col Comune di Ossi, il quale Comune di Ossi a sua volta aveva scaricato sull'assessore, e l'assessore aveva scaricato su di me, dimenticandosi di avvisarmi che c'era questa bell'incontro. Siccome io amo le scommesse di un certo tipo, gli ho detto subito di sì. Naturalmente ci siamo visti una settimana fa, abbiamo preso un bel caffè assieme, ci siamo raccontati e poi abbiamo scoperto anche di avere amicizie in comune e ho scoperto anche in Giuseppe una bella persona. Poi la lettura anche delle sue poesie è stata semplicemente la conferma delle mie prime sensazioni. Perché amo questo tipo di scommesse? Perché già la presentazione di un libro di poesie è qualcosa di importante, soprattutto in questi tempi dove la poesia sta venendo meno e sta lasciando posto a un altro tipo di poesie, purtroppo. E poi perché leggere la poesia delle altre persone, perché non neghiamo una cosa, ognuno di noi ha scritto le poesie da piccolo, da grande, cioè abbiamo preso un foglio, abbiamo scritto a Chigosa che gli abbiamo dato il titolo di poesia, ma alla fine non era una poesia, erano le nostre sensazioni che ci uscivano dal nostro animo, dal nostro cuore, e la lettura di queste poesie sono state appunto un bel confronto con l'animo e con le sensazioni che Giuseppe è riuscito a trasmettere. Mi ha chiesto nel primo incontro cosa ti sono sembrate queste poesie. Intimiste è stata la mia risposta, perché non poteva essere altrimenti, perché le poesie sono qualcosa di intimo, appunto. Però sono intimiste, ma che ti fanno in qualche maniera riflettere anche su quanto di intimo c'è in chi si approccia a leggere le poesie altrui. Cosa voglio dire? Spesso noi leggiamo le poesie degli altri con distacco, forse con naturale distacco. Invece dovremmo, nel momento in cui le leggiamo, cercare di capire cosa veramente Giuseppe voleva dirci quando, ad esempio, nella poesia di copertina dice: ruberò un bacio quando guarderai il sole sullo schiocco della risacca e sarai ingannata. Sarà un alito di vento arruffato di ginepro, conciato di lentischio un battito d'ali, su un ciuffo di capelli, nel viavai dei gabbiani, nel brusio dei bagnanti, io ruberò un bacio. Ecco, prima domanda che ti faccio: rubare un bacio. Rubare un bacio non è corretto. Il bacio lo si desidera. Perché rubare un bacio, caro? Avevamo concordato domande facili. Non avevamo concordato nulla su di Sfittilea. Avevamo detto domande facilissime, proprio che tempo che fa, oggi c'è caldo. Arriverò anche a quello. Rubare un bacio. Rubare un bacio è cogliere un attimo, irripetibile. È chiaro che si ruba un bacio alla persona amata, alla persona che in quel momento tu desideri dare un bacio, però ci sono momenti in cui il bacio diventa accademico. Stiamo tutto il giorno fuori di casa, rientro a casa, trovo la mia amata, la prima cosa gli do un bacio, ma quello è scontato, è calendarizzato. Invece rubare un bacio è cogliere l'attimo in cui tu hai quella sensazione che ti sale dallo stomaco, dalla pancia, che ti sale dal cuore e senti che una volta che riuscirai a rubare quel bacio varrà 1000 di quei baci fatti all'ora scandita.
non era difficile come domanda questa. Allora, Giuseppe Fadda, lo conoscete per chi non lo conoscesse, e quindi vale anche per me, è ancora non è in pensione, è un tecnico, è un dipendente di una grossa azienda italiana che si occupa di elettricità, mi pare, che si occupa... ex dipendente. Fino a poco tempo fa. Però lui nutre quest'altra passione, perché è un appassionato di arti umane, leggo sempre nel retrocopertina, appunto appassionato di arti umane nonostante studi e carriera professionale in ambito tecnico. E già questo è qualcosa che suscita un attimino di curiosità, una curiosità naturale, cioè un tecnico che nella vita, nella professione quotidiana fa altro, però è appassionato di quelle arti che sono proprie, intime della nostra persona, conoscere quello che non solo fisicamente ma in maniera anche immateriale c'è dentro di noi. E quindi anche per questo mi sono ancora di più appassionato alla lettura delle poesie. In più si occupa di fotografia, di musica, di salutismo onirico, cioè è un tutologo di quelle situazioni dove la persona viene messa al primo posto e viene presa assolutamente in considerazione. C'è un'altra poesia che mi ha suscitato subito curiosità, più che altro per il titolo, perché qua entriamo nell'amore straordinario che io ho per Francesco Guccini, e quindi avendo Francesco Guccini fatto una canzone si chiamava e si chiama Incontro, che è il manifesto della canzone italiana, non potevo non incuriosirmi a questa poesia, che in maniera molto, non professionale proverò a leggere. Poi ovviamente le potrete leggere voi, dando voi la vostra personale interpretazione della lettura. Lasciamo passare la macchina, suono il campanello, la porta si sblocca, entro. Aspiro acre profumo di limone, l'aria mi avvolge, attendo, accolgo un incontro di passi leggeri, la luce è tenue, tremo, sprofondo in un soffice abbraccio il cuore di vampa, bacio. E anche qua, dopo una parte iniziale un po' tentennante, questo bacio. Che incontro è stato questo incontro? La seconda è ancora più difficile. Resta, a complicare. Mi devo aspettare il volevi peggio. dialogare? Mi devo aspettare il peggio. Questo incontro è un incontro che si fa tante volte. Sempre rispetto alla persona amata, perché non sempre quando ci si rincontra sappiamo quel che succederà, perché nelle storie d'amore non è tutto rose e fiori, non è come nel film, non è come nei filmetti rosa, che è tutto sbacciucchi e vita sulle nuvole. Nelle storie d'amore ci sono alti e bassi, ci sono confronti, ci sono personalità che giustamente si devono esprimere, e quindi non sempre tutto fila liscio. Però ci sono dei momenti appunto come questo incontro, quando si sente quel gran desiderio di ritrovare quel bacio, e allora si fa un po' come bambini piccoli che devono fare una cosa eccezionale. Si sente quel sentimento, allora si tentenna, si arriva piano piano, si ascoltano i rumori, si ascoltano i profumi prima di quell'incontro, e il bacio alla fine è la sublimazione di questo desiderio in cui abbiamo ritrovato quella passione. Senti un po', ho detto all'inizio che tutti noi, bene o male, ci siamo cimentati
scribacchiare parole, versi che per noi erano poesie, e lo erano veramente, quindi non era uno scribacchiare, ma era la mano che comunque era guidata dal cuore, dal nostro animo, dalla nostra forza, che in qualche maniera ci permetteva di mettere sul foglio di carta le sensazioni di quel momento. Quando è che hai capito che la poesia era importante nella tua vita? Inizio a guardarlo male. Che ore sono? Questo è facile. No, è difficile perché non ho neanche l'orologio. Allora, io ho scritto sempre, come tu hai detto giustamente, da giovane, da ragazzo, ho sempre scritto, senza però tirarmela più di tanto, come si usa dire, senza essere convinto di scrivere chissà cosa, però mi piaceva farlo. Infatti ogni tanto, rimettendo in ordine nelle mie carte, nelle mie cose, mi capita che salti fuori qualche foglio antico e rimango scioccato e dico, ma caspita, scrivevo questa cosa a 18 anni. E sono rimaste lì tante cose scritte. Poi nella vita, anche io qualche annetto ce l'ho, si fanno tante cose, ogni cosa va a cicli, per passioni, non si riescono. Tu hai detto che ho fatto tante cose, ma mica le ho fatte tutte assieme contemporaneamente, sono cicli. C'è stato il periodo appunto della fotografia, c'è stato il periodo del tennis, c'è stato il periodo delle canzoni, e poi a un certo punto, un certo giorno, ho pensato che una volta che io non ci fossi stato più qua, cosa potevo lasciare a mia figlia? Cosa gli lascio? La casa, la macchina, cosa gli lascio? Il tavolo di cucina, cioè, sono cose materiali, cose che... E allora ho pensato che un libro sarebbe stata la cosa migliore. Ho iniziato a raccogliere un po' le cose scritte qua e là, e mi sono anche immerso in questa raccolta. Sono venute tante poesie, proprio nel momento in cui ho sentito questo desiderio di conservare delle memorie per mia figlia. Conservare delle memorie. Il posto dove siamo, per chi non lo sapesse, questo è il vecchio palazzo baronale di Ossi, che ha una storia ultracentenaria. Pensate che era diretto qua Giovanni Maria Gioi quando iniziò la sua battaglia per la libertà della Sardegna dei piemontesi, e in quel periodo Ossi insomma, il ducato di zona era gestito dal barone Manca di Mores, che qua risiedeva, e questo è un palazzo che ha visto tanta storia. È stato negli anni appunto la residenza del duca Manca di Mores, ma poi successivamente negli anni più vicini a noi è stata la residenza del parroco, era la cosiddetta casa parrocchiale. Ha rischiato di essere anche buttato giù questo palazzo negli anni 70, perché qua volevano fare una piazza più grande, e lo si deve a alcuni giovani ardimentosi di quel periodo, io mi ci metto in mezzo, che hanno impedito che ciò accadesse. E oggi, grazie anche alla grande sagacia delle amministrazioni comunali, ma di queste amministrazioni comunali in particolare, su c'è un museo etnografico molto bello, molto importante. E tornando al discorso della memoria, ad esempio su sono conservate gli attrezzi e i ferri del mestiere di mio padre, che per una vita ha fatto il calzolaio, e che una volta morto mio padre quegli attrezzi erano destinati al macero, erano toccati a me però io veramente non sapevo cosa farne ed ero riuscito di venderli. E invece poi ti si accende la lampadina, parli con l'amministrazione comunale, doni all'amministrazione comunale questa cosa, e su mi fa veramente gran piacere che quei vecchi attrezzi di mio padre siano a disposizione di tutti
perennemente, per sempre. Quindi grazie all'amministrazione comunale. E guarda l'amministrazione comunale che mi appare all'improvviso nella persona di Maria Franca Campos, che è l'assessora, che è il merito di Maria Franca, se oggi siamo qua. Quindi ti chiedo ma molto cortesemente, con fatica. Sappella, quindi arrivo in ritardo perché sono in malattia. Sei scusata. Prego Maria Franca. Sei arrivata proprio a partire. Volevo fare solo brevissimo, perché lo conosco tramite mail. Ce la faccio, dai? Piacere. Allora, io ho letto, guardato queste poesie bellissime di amore, non solo, ma soprattutto di amore, e quello che mi ha colpito è la biografia dell'autore, perché non lo so, sarà che sono insegnante, quindi un po' questa, diciamo, attenzione verso le biografie. Spesso e volentieri i poeti, o comunque coloro che hanno questa grande sensibilità verso i sentimenti, verso le emozioni, spesso e volentieri nel Novecento hanno tutti un'esperienza di tecnici, cioè non sono persone che hanno fatto il classico, che si sono laureati in lettere. La maggior parte degli scrittori, dei poeti, sono tutti spesso e volentieri diplomati oppure hanno seguito un ambito tecnico. Allora me lo sono sempre chiesta, perché è lì la conferma di questa, la sensibilità. Qua c'è scritto sempre la solita preposizione che ci mettono, nonostante gli studi tecnici. Ed è una cosa che io non ho mai digerito, perché secondo me invece ho notato questo, che gli studi tecnici hanno la grande capacità di rendere le persone attenti a quello che è visibile, quindi alla realtà. E chi va oltre questo, cioè chi dopo aver sperimentato gli studi tecnici riesce ad affinare un po' e ad ascoltare se stesso, le sue emozioni, riesce veramente a sublimare le due facce della stessa medaglia dell'essere umano, l'attenzione alla realtà e l'attenzione invece a quello che è invisibile, cioè a quello che noi abbiamo dentro. Per cui secondo me non è nonostante, è grazie agli studi tecnici è riuscito a fare delle poesie bellissime. Una di queste la vorrei far leggere anche ai miei alunni e studiarla in qualche modo. E quindi la leggerai tu dopo? No. Grazie. Grazie Maria Franca. Caro Giuseppe, hai iniziato con una canzone, siccome d'amore, poesie e canzoni è titolo del tuo libro, lasciamo per un attimo le poesie e andiamo alle poesie cantate, che poi sono canzoni, ma sono poesie cantate. La canzone di prima non l'ho presentata, è intitolata I tuoi occhi, si riallaccia un po' alla poesia Te ruberò un bacio, perché è ambientata nello stesso ambiente, è al mare, però mentre quella del ruberò un bacio avviene quando c'è già un rapporto, c'è già una consonanza di sentimenti. Invece la canzone di prima, I tuoi occhi, è una canzone dove i sentimenti si stanno avvicinando tra le due persone, ci sta iniziando ad ascoltare reciprocamente e ci fanno le promesse. Infatti dice: giocare la fiducia sarà la tua gara e custodirla sarà la mia sfida. Invece la canzone che faccio adesso è intitolata Respiro ed è una canzone che, come dicevo prima, nelle storie d'amore ci sono momenti di alti e bassi, giustamente perché abbiamo sempre caratteri diversi ed entrambi hanno lo stesso valore. Però nel momento in cui c'è una difficoltà, quando la storia d'amore è vera e forte, nonostante le difficoltà relazionali ci si ritrova, si fa squadra, ci si mette tutte le energie insieme per affrontare le difficoltà. E questa è intitolata in inglese Brief Respiro.
è una di quelle situazioni, di quei sentimenti che spesso sono fanno suggeriscono poesie. Del resto noi, la nostra vita è fatta di nostalgia. Una volta che passano gli anni già abbiamo nostalgia di quando eravamo piccolini, già abbiamo nostalgia del lavoro che abbiamo lasciato, manca appena. Abbiamo nostalgia dei vecchi amori di quando eravamo piccoli, quindi magari sì, ogni tanto ci ritornano in mente. E tu questa saudade la metti in nostalgia, però prima di leggervela, semplicemente un pensiero che mi è passato adesso, che è dedicato la settimana scorsa. Qua noi domenica scorsa abbiamo accompagnato un ragazzo di Ossi, avete detto che è morto tragicamente. Ero qua in piazza perché c'era veramente tanta gente e era da tanto che non assistevo a un funerale silenzioso come quello. Segno evidente che in quel momento lì molti sentivano già la nostalgia di questo ragazzo che non c'è più, quindi volevo semplicemente così buttarla in ricordarlo Giampino, perché il nostro paese vive anche queste situazioni tristi, drammatiche, però è anche vero che poi ci confrontiamo con le poesie che ci aiutano comunque ad andare avanti. Saudade, questa nostalgia, poi mi dici nostalgia di chi? Così, no? Mi preparo. Ti prepari, ma intanto preparatevi anche voi, perché siamo bene, una situazione da tipo mangiare la fenè, bene, tranquilli, ci manca soltanto appunto la fenè, un bicchiere di vino e possiamo raccontarci ognuno le cose che vuole. Queste sono le cose più belle, quindi preparatevi, perché a trabocchetto poi vi faccio intervenire. La porta è sprangata, non potete uscire. E la sbacona. Dai. Saudade. Abbandono la presa, stanca, mentre socchiudo gli occhi. Dissolve in un soffio domato il profumo del tuo viso. Nostalgia soave, lenta, annega tra le mani. Anzitutto dammi un voto per come l'ho letta, 3. Bravissimo. La saudade, cos'è la nostalgia per te, caro Giuseppe? E quanto di nostalgia c'è in queste frasi che tu hai messo qua dentro, che sono diventate belle parole da leggere? La nostalgia. Io vivo di nostalgia. Ah, capito. Io vivo di nostalgia, altrimenti non riuscirei a scriverla. Appunto. È una cosa che sento continuamente. E penso anche che sia normale, perché non possiamo vivere, fare una lunga vita tutta al massimo. C'è un cantante che diceva vive al massimo, non possiamo vivere sempre al massimo. Vasco Rossi, vado al massimo. Vado al massimo. Che non è a livello dei Guccini che abbiamo nominato prima. Sono livelli diversi. Io ho una stima ben diversa. Vabbè, comunque non entriamo in polemiche sui gusti musicali. Appunto non possiamo vivere sempre al massimo e quindi avere una vita strapiena di felicità, di gioia, di vincite, di soddisfazioni. Ci sono momenti in cui questo avviene, momenti in cui invece questo non avviene, momenti semplici, fatti di routine, di cose ripetitive, di cose quotidiane che non hanno fuochi artificiali, insomma, e momenti anche tristi dove si sente l'abbandono, dove si sente la mancanza, dove si sente la carezza di qualcosa, di qualcuno. Ecco, tutti quei momenti belli che io ho vissuto, anche se non li ricordo tutti assieme, però ogni tanto ritornano in mente, e questa è la nostalgia.
Torniamo per un attimo a quel nonostante che Maria Franca poc'anzi ci ha saggiamente fatto notare, nonostante gli studi, gli studi professionali, tecnici e professionali, gli studi tecnici e la carriera professionale. Questo nonostante, però io non lo voglio legare al tuo essere poeta, ma lo voglio legare a quell'altra cosa, a quell'altra bella attività che tu nella tua vita, nella tua seconda vita, nella tua terza vita, poi sceglierai tu quella di queste, in quale di queste tu la inquadri, che è quella delle tue arti umane, della tua capacità di entrare anche dentro di noi, di tirarci fuori ciò che forse noi tentiamo a nascondere, e tu in qualche maniera con cui riesci a tirarci fuori, spesso facendoci stare bene. Cos'è questa tua seconda o terza vita? Allora, mi occupo come passione di discipline bionaturali, e cioè tutte quelle cose che aiutano l'essere umano a godere del miglior benessere possibile senza andare a utilizzare mezzi invasivi, mezzi invasivi, diciamo, in generale, senza entrare in particolare. Quindi metodi dolci per stare bene. Si potrebbe mettere il titolo a questo argomento medicina naturale, però senza fare i dottori, perché i dottori fanno un'altra cosa. Ma la medicina naturale è uno stile di vita, è il modo di capire cosa succede intorno a noi senza voler per forza creargli un artificio intorno. Faccio un esempio. Alcuni di voi avranno un cane, un gatto a casa, oppure comunque avete visto i cani e i gatti come si comportano. Quando dormono, anzi quando si svegliano da dopo addormentati, mica iniziano a fare un sacco di cose. Cosa fanno appena svegli? Si stiracchiano. E stiracchiano tutto il corpo. Voi vedete, iniziano a muoversi completamente. Sembra che facciano Pilates, no? Invece nessuno gliel'ha insegnato la natura, l'istinto della natura. Loro si stiracchiano completamente, stirano, anzi per fare le persone in gamba, diciamo, fanno lo stretching, fanno un bello stretching di tutte le parti del corpo. E poi iniziano piano piano la loro attività, salvo quando dovessero essere dei pericoli improvvisi, allora scattano come altri. Però normalmente nella routine gli esseri umani questo non lo fanno, noi non lo facciamo. Noi ci svegliamo, parte la sveglia e partiamo a razzo, subito bagno, lavarci la faccia, preparare il caffè, fare la doccia, dobbiamo andare al lavoro, dobbiamo timbrare il cartellino, dobbiamo parcheggiare la macchina, dobbiamo fare la spesa. Quindi noi partiamo rattrappiti, noi iniziamo la nostra giornata rattrappiti. Ecco cos'è la medicina naturale: osservare quello che succede in natura e cercare di replicarlo senza dover poi invece ricorrere a metodi invasivi che ci devono ripristinare quella lunghezza naturale del nostro organismo. Bene. Ho fatto un esempio così. Io comunque mi stiracchio. Sarò un gatto. Domani ci divertiamo. Ci stiracchiamo un po' tutti. Faccio un po' di pubblicità al libro, nel senso che questo libro comunque lo trovate nell'edicola di Roberto in via Europa, quindi insomma passate parola e niente, poi passo per la fattura. C'è questa cosa che ritorna, questo del bacio. Poi magari Maria Fra mi dirai qual è la poesia che hai scelto da far leggere ai tuoi alunni. Magari fosse la letto, vediamo. Brava, vedi che lì ti pone. C'è questa cosa del bacio che ritorna.
qua insomma approfitti del fatto che noi in Sardegna abbiamo il mare più bello del mondo per dire che al mare ti bacerò, ma se una persona è amata anche in collina ci sta il bacio, no? Anche in vigna, cioè. Però al mare ti bacerò, al mare ti bacerò e la risata starà a guardare ed applaudire di schiuma e cantare con le conchiglie resistenti sulla sabbia umida al richiamo dell'onda di ritorno. Al mare ti bacerò ed i gabbiani a volteggiare, manifestando approvazione con i rondoni grigi del sale, danzanti lesti sull'aria ai vortici caldi del giorno. Al mare ti bacerò, sarà il primo e non solo l'ultimo, ma sarà l'unico, il migliore momento presente per me. E di questa poesia mi piace molto la parte finale, non so perché, anche Tusuletti è bello, però questo fissare quell'attimo, cos'è fissare l'attimo per te? Anche questo fa parte dei principi della medicina naturale, delle discipline bionaturali, e cioè quello di vivere il momento presente e fare proprio il fatto che l'unico momento importante della nostra vita, l'unico momento di una vita lunghissima, che chiaramente speriamo di fare tutti lunghissima, l'unico momento importante è solo quello presente, perché gli altri non ci sono, quelli passati non ci sono più, quelli futuri arriveranno e quindi non ci sono neanche in futuro. Quello che conta è adesso, questo momento. Quindi io posso dire anche in questo momento, quello che conta è adesso che vi sto parlando, adesso che vi sto guardando e voi che state ascoltando quello che io vi sto proponendo. E questo è il momento che conta ed è la bellezza, è quello di sentire la vita che scorre tutta adesso, non sarà domani e non è stato ieri, è tutta adesso la vita che stiamo vivendo ed è questo il momento più importante. Quindi di tutti i baci di quella poesia, di tutti i baci che ci siamo scambiati con la mia amata, che saranno 1 miliardo, ce n'è solo uno che è importante, è il più importante, ed è quello di quel momento. E allora fissiamo un altro momento, il vostro, nel senso che adesso il libricino è qua, poi continuo, però chi ne ha voglia può benissimo aprire il libricino e leggerlo. Maria Bruno, tu se una lastima quando leggi e ti deve rinforzare a leggere in italiano anche oltre. No, noi chi si cheso. Vabbè, Tonino deve venire su il mondo dell'epicito. Il sepicito non andava lontano. Essere per una. Sai di viaggio. Beh. Andare a salutare al padre, Tanto piacere essere voi. Stasera. Tanto adesso prima volta che lo vedo, questo libretto. per tutti noi è la prima volta. La prima volta. A me mi piacciono anche a me le poesie d'amore, anche io scrivo poesie, anche se in sardo, però sono quasi tutte di amore e della natura, il rapporto tra uomo e natura. Quindi questo libro vedo che è tutto, c'è poco da scegliere, è tutto di amore. Ecco, azzardo l'amore. Azzardo è una bella parola, pure in sardo, no? Leggiamo questa. Mi piace interessante e lo dico meglio, mi piace interessante e mi interessa piacente. Non so chi più la insegua, se il mio ego o il mio spirito. Quanto il corpo comandi e primeggi l'essenza o nel tumulto degli impulsi. Ogni senso scuotendo manipoli la pianezza ed inquini l'aula.
in un turbine di passioni idilliache e profane, pericolosamente fuse in un azzardo d'amore. Alla fine continua, questa è un'altra, Sì, ne leggo un'altra. Dell'endegusto, Si va. Adoro andare a letto per creare l'attesa del gran risveglio. Adoro alzarmi dal letto per consumare le forze del conquistato riposo. Adoro osservare i tuoi gesti quando agiti l'aria e quando anche dipingi i tuoi sogni. Ecco, queste sono due, questa è molto bella, corte, Grazie. però sono molto... Grazie. Le chiesto di avere una... Prego. Non ti chiesto curare? No, ma Mario, me le date voi se ne Questo va a ballare. No, ma Dai, vai. vai Mario, che bello. Quando agiti l'aria, ad esempio, in un termine poetico, cosa vuol dire? Ma Il suo passaggio. semplicemente che la mia amata sta dormendo a fianco a me e magari si muove, non è completamente ferma, e io in questo suo lieve movimento lo percepisco come agitare l'aria, in questo senso. Va bene. Non lo considero come si muove e basta, ecco, per me è agitare l'aria. È una metafora. Poi è una metafora poetica. Insomma. Va bene. Grazie. Grazie. Applauso, signore. Invece c'è un'altra poesia che è un misto di amore, perché l'amore, come dire, serpeggia e vola a totandare in questi testi. Però è un miscuglio anche di, che poi a quest'ora, essendoci una sorta di languerino, questo infuso di spezia riesce a crearti una piccola atmosfera che fa amare ancora di più questa poesia. L'amore c'è, ma è mischiata con alcune cose di cui mi interessa sapere qual è la ricetta che hai usato per questo infuso di spezia. Piangendo d'amore ho macinato lo zenzero e miscelato la curcuma, acqua bollente e lacrime asciutte. Sorseggio il mio scompiglio. La nuova luna vedrà sorgere un fiato in uno slancio di magia. Acqua bollente e lacrime asciutte, osservo il mio sogno. Il nuovo vento, muscoli da gigante e cuore fragile. Acqua bollente e lacrime asciutte, struggo nel mio infuso. È un bel infuso, è un misto di... Pensa che quando l'ho letta, quando sono arrivato al punto acqua bollente e lacrime asciutte, osservo il mio sogno, mi stava venendo a dire osservo il mio sugo, talmente ero però è diversa dalle altre questa poesia, ha un profumo, se vogliamo usare quello dello zenzero, del curcuma, diverso. Che tipo di poesia è questa? Questo è un amore dal sapore esotico. Esotico. Sì, esotico. La curcuma e lo zenzero recentemente sono entrati nella nostra alimentazione, nella nostra tavola. Sono spezie che si usano in Oriente e quindi ho immaginato un amore esotico. Per descriverlo ho usato le spezie esotiche per descrivere questo amore. Niente di più, molto semplice. Beh, Io Tony voglio leggere con la fianco. prego, maestra. Avrei fatto l'amore? Ah? Avrei fatto l'amore? Sì. Poi vi dico il perché. Volentieri. Enrico, preparati. Sì, sì. Molto. Più chiaro, ce li ho. Ok. Mi passa il tuo. Io non ce li ho. Ti presto i miei. Perché da sola. Tieni da solo.
Allora, le ho lette tutte, ma questa mi ha colpito particolarmente perché l'ho collegata un po' ai fatti, a tutti i femminicidi che stanno avvenendo proprio in questi ultimi giorni, cioè ogni giorno in continuazione. E poi ho visto una serie TV sull'adolescenza che sta scatenando il panico tra genitori e anche gli adolescenti. Ed è una poesia che mi ha colpito perché qua c'è il senso dell'attesa, c'è il senso del rispetto, c'è il senso del non goduto ma che rimane più importante del goduto. Ed è una poesia che io vorrei dedicare appunto a tutti quegli adolescenti, a tutti quegli uomini che non sanno aspettare, che non sanno rispettare. E poi volevo capire da che cosa è nata però per lì. Quindi la leggo, è la storia però la leggo con me. Avrei fatto l'amore ad ogni nostro incontro, ma al di là delle parole suonava aronia, al di là degli sguardi cantava dolcezza, che ogni gesto in più avrebbe lacerato. Avrei fatto l'amore ad ogni nostro incontro, ma un cuore di carne sì, a volte desidera un alito, ma un cuore di carne sì, a volte desidera un sogno, che ogni moto in più avrebbe spezzato. Avrei fatto l'amore ad ogni nostro incontro, ma ho preferito sognarlo, pensarlo come volo di farfalle, come di gesto perpetuo, senza inizio, ma senza fine. Quindi questa è la mia interpretazione e sarebbe bello ascoltare la sua. Hai scelto una poesia molto bella. Sì, perché mi ha colpito il fatto che ormai viene dato per scontato che è un senso di possesso, che è tutto scontato questo gesto, che è il più grande gesto d'amore, forse, no? E che in realtà ormai le giovani generazioni, ma anche gli adulti, danno talmente per scontati che non si ha più la capacità di rispettare, di aspettare, quel senso di poesia anche che esiste. È bello perché lui dice: avrei fatto l'amore ad ogni nostro incontro, ma ho preferito sognarlo, pensarlo come volo di farfalle, come di gesto perpetuo, senza inizio, ma senza fine. E io farei un applauso. La risposta che deve l'assessora. Insomma, l'assessore ha fatto una domanda ancora più difficile di quella di Tonino, non so. L'amore è quello vero, quello che si sente dentro, che si sente nella pancia, che si sente nel cuore. Non è possesso, non è consumo, non è carnale, è tutto anche. Ci può essere anche il possesso, ci può essere anche il consumo, ci può essere anche il carnale, ma devono essere tasselli di un mosaico. L'amore non è questo, l'amore è anche. L'amore invece, l'amore vero è quella sentire, quella sensazione che insieme a quella persona ti fa stare sulle nuvole, non ti fa stare in mezzo al traffico, non ti fa stare col carrello della spesa. Tu in qualunque situazione ti trovi, quando hai quell'amore dentro per quella persona, stai sulle nuvole. Questo è l'amore. Ecco perché non è necessario consumare, possedere, non è necessario. La stortura di questi esseri, chiamarli animali, manchiamo di rispetto agli animali, di queste bestie che poi uccidono persone che prima erano legate a loro oppure che non li hanno accettati, è tutto meno che amore. È possesso, vale quanto comprare un pacchetto di caramelle, quell'amore. L'amore è quello, ripeto, quello che si sente, che ti fa stare sulle nuvole ovunque ti trovi, che tu stia a Ossi, che tu stia a Sassari, che tu stia a New York, sull'Himalaya, se tu c'hai quell'amore stai bene dappertutto. Certo. Mentre dicevi questo stavo riflettendo anche sulle cose che ha detto Maria Franca e sulle difficoltà che c'è nei rapporti fra
l'uomo e la donna, dove veramente il nostro essere patriarcali, essere ancora convinti che in quanto uomo abbiamo il potere. Ci vorrà del tempo prima che questa cosa abbia fine, però ecco, già questo dirci queste cose stasera è un altro tassello affinché questa stortura veramente venga meno. Enrico, Sì, dimmi. Devo alzare. ti sei alzato 3-4 volte, poi ti risedevi. Mi alzo, e vai. poi Comunque, anche io nel mio piccolo ho scritto una poesia con una moda mia madre 7 anni fa, per cui sono un amante della poesia, però non mi diverto perché sono immerso purtroppo nel lavoro, nel concretizzare, monetizzare tutto, perché Concretizzare, insomma, monetizzare nel senso che devo lavorare per vivere. Però fai cose dolci. Anche cose dolci. Quindi, allora, ne scelgo io. Allora, questo è già fatto. Errante. Susanto Mando. Madonna, errante. No. Perfetto. Allora, un attimino mi devo sciogliere, devo superare questo momento di emozione. Non ce n'è emozione. Non ce n'è. Navigo, lentamente procedo, abbracciando creste d'onda, come ingranaggio divino ad indurre mutamenti apparentemente casuali. Affido le mie vecchie travi ad un mare incerto che ogni sbalzo minaccia ed ogni sussulto insidia, imprudente, desista. Rimugino lotte antiche di turgidi bicipiti ed apostrofi insolenti, sconfitte unanimi, frantumi di passioni, ma ora navigo, ancora non so perché, e forse anche non voglio, basta giusto questo rollio a confondere la mia mente e cancellare il suo viso. Allora ne leggo un'altra, per questa cosa è giusto. Perché la domanda sarebbe tipo il professore a scuola: cosa ti è rimasto, Enrico, di questa cosa? Errante, come dire, una serie di emozioni, i passi, è come fare le scale, no? C'è una scala, la fai, prima fai un passo, poi fai un altro. Sbaglio, Giuseppe, più o meno. E quindi, come dire, ci sono dei momenti sempre diversi e alla fine dice navigo e dice anche non so perché. Quindi, come dire, ho fatto tutto questo, ma poi alla fine per che cosa? E poi dice questo rollio a confondere, basta giusto questo rollio a confondere la mia mente, a cancellare il suo viso. Quindi il suo viso è riferito a un'altra persona chiaramente. E quindi niente, c'è un po' di passione, una leggera passione, diciamo. La spiego, mi interrompo. Sì, prego. Ve la racconto questa poesia. Sì. Avete visto la locandina, la foto, c'è una barca a vela che è proprio in mezzo alla scia del sole che sta tramontando sul mare. Ero al mare, questa volta ero sempre con una donna, però una donna speciale. Ero con mia mamma, che è del 33, quindi ha 92 anni. D'estate, quanto posso, la porto al mare a prendere un caffè e godersi il mare. Eravamo lì al mare, al tramonto, e a un certo punto ho visto questa barca a vela che si avvicinava verso la striscia e quindi ho detto devo beccare il momento opportuno, quindi mi sono messo con il cellulare, ho aspettato che arrivasse esattamente al centro e l'ho fotografato. E lì al mare, silenzio, le sensazioni del mare, il bagnasciuga, la lentezza,
la calma, la tranquillità, oltretutto il rapporto, la massima serenità essendo in compagnia della mamma, quindi non sei una persona con la quale devi guerreggiare in amore, che quindi comunque un po' di tensione te la tira. Quindi massimo rilassamento. E ho immaginato che questa barca, procedendo piano piano, potesse essere un po' mia mamma e un po' io. Mia mamma perché appunto ha fatto tanti anni e c'è il riferimento ai legni consumati. Ha fatto tanti anni e continua ad andare avanti, non si ferma. E io a quel punto, invece, che sono giovane rispetto a mia mamma, sono giovane, quindi turgidi bicipiti, che ho tutte le forze per andare avanti, però vado avanti nello stesso modo che fa mia mamma. Cioè, stiamo correndo sullo stesso mare, abbiamo anni diversi, esperienze diverse, forze diverse, idee diverse, ma stiamo correndo sempre sullo stesso mare. E il rollio che crea un po' di confusione nella mia mente, forse arriva giusto a darmi aiuto, perché se io volessi cercare di capire questo frangente potrei diventare matto. Allora non devo capirlo, devo accettare questo scorrimento, questo navigare sul mare. Bene, ottimo. Posso leggere oppure? Così spezzi la già letto, il mare ti bacerà già letto. Silenzio. Questo non è stato. Allora, silenzio. Niente come il silenzio sorveglia il mio amore. Forse una risacca del mare o il gorgheggio di un passero. Forse una piega del vento o il battito lento di un cuore. Una mano raccolta nella sua, una spalla abbandonata sull'altra, uno sguardo perso sul tramonto, un respiro lento, dolce, profondo, il silenzio, sì, esalta il mio amore. Insomma, qua c'è sempre una base di passione, d'amore, di coinvolgimento, no? E probabilmente una persona a te molto cara, o l'è stata, o non è ancora, non lo so questo. E quindi forse è meglio che ci dai qualche delucidazione tu, così sappiamo meglio. La cosa di Enrico è molto bella, perché veramente è una situazione scolastica dove l'insegnante ti dice leggi la poesia e poi fai la versione in prosa. La versione in prosa cioè narra esattamente ciò. Straordinario. È vero. In più che neanche al poeta, ma sei d'accordo con... ha fatto una domanda. Tu sai cosa ne pensi allora? Ci dai qualche delucidazione maggiore? Vabbè, chiaramente, come dire, abbastanza esplicito, no? Come messaggio, però chiaramente non vogliamo entrare nei dettagli. No, è esplicito. Il silenzio è il momento in cui si percepisce l'amore. Non si può sentire l'amore in mezzo al traffico, in mezzo a un concerto di musica metal, in mezzo al baccano, al chiasso, al rumore. Non si può sentire. Il silenzio è indispensabile. I nostri antichi dicevano il silenzio è dolo, ma non è dolo perché uno deve stare zitto, il silenzio è dolo perché ci fa percepire davvero le emozioni che abbiamo dentro. Ok, allora ne leggo un'altra e poi me ne vado, vi lascio, se no è la sua presentazione, non la nostra. Comunque, allora vediamo un po'. Il bacio, questa l'abbiamo già. Abbracciarti forte, questa l'abbiamo già letta, no? Allora, abbracciarti forte fino a sentire il battito, ostacolando un attimo lo scorrere del fiume, e dopo quell'istante aprire il cuore alla musica dell'universo come fragore di torrente che rompe, odiare le dighe che tutto fermano e tutto zittiscono, odiare il cemento che ogni vita seppellisce,
abbracciarti forte, a catturare la musica, a cantare insieme notti audaci di libero amore. Eh sì, qua non insomma, come dire, non sappiamo se c'è anche qua un messaggio. Vabbè, tutto è improntato sull'amore, tutto è sul vissuto, il tuo vissuto chiaramente, come dire. E quindi un insieme di emozioni continue, fai anche questo, come dire, citi questo paradosso di arricciamento che ogni volta si appianisce, più che un paradosso, una cosa. Si può dire che in un momento di passione si può arrivare a stringere la persona amata così tanto, perdendo il controllo di quanto gli vuoi bene, di quanto stai stringendo, fino a stringergli il cuore, fino a stringergli la circolazione del sangue, e accorgerti che stai stringendo troppo e subito iniziare a mollare e riaprire il movimento, la musica dell'universo, e capire che quel che tu stavi stringendo troppo nel momento della tua passione è quello che fa il cemento, quello che fa la diga, cioè che blocca, che ferma. Ecco perché nel momento in cui ho sentito che stavo stringendo troppo, ho capito che stavo sbagliando. Ok, perfetto. Grazie mille Giuseppe, vi abbandono, se no vi annoio. Grazie a te. Buon Grazie Vitto, grazie a di cuore. Avete visto che sono già le 8:10, è sempre così, ma quando si parla e si narra di poesia, l'ora scorre in una proprio piacevole compagnia. Quindi io ho un'altra poesia da chiudere, e poi lo spazio finale della canzone di Giuseppe. La poetica. No, non l'ho persa. Eccola qua. È una poesia strana, ti dico subito perché è strana, perché vorrei dormire dentro di te, perché è difficile da leggere, è molto difficile da leggere perché ha poca punteggiatura. Ho avuto difficoltà a respirare fra uno, quindi ho anche difficoltà a leggerla perché è a pagina 22, però ve la voglio leggere perché mi è risultata proprio la più difficile fra tutte le poesie contenute in questo libro. Vorrei dormire con te, vorrei dormire dentro di te è il titolo. Vorrei dormire dentro te, in abbraccio immobile, sospeso, danza di un unico respiro, come la luna dentro una notte, intera una e lei immensa, in un pieno di tutto vacuo, in un vuoto di ogni peso, e abbandonarmi a pensieri vaganti, foglie dorate, leggere nel cielo, incensi pregiati di rosa canina, ali di gabbiano, eleganti sul diruppo, conchiglie antiche di madreperla scintillante, alberi aggraziati di verdi gemme e foglie, montagne sontuose di dura neve e roccia, anime avvolte di antichi canti e danze, senza cercare il senso, cullare sensazioni primitive, senza risalire alla fonte, dondolare tra caldo e freddo, senza cercare riparo, suavemente perdermi nel silenzio, nell'uno, nel tuo, nell'universo. Vorrei dormire dentro te, in una stretta morbida e tenace cadenza di un celeste sospiro, come il mare dentro la terra, accolto quieto a lei gentile, in un confine senza difese, in un colmo senza timori ed assenza di spine. La curiosità. C'è questa sorta di virgolettato di testo scritto è una questione soltanto di, come dire, perché da farcela stare tutta nella pagina, cosa vuol dire quell'abbandonarmi a pensieri vaganti, foglie dorate leggere, scritte in maniera diversa?
siccome appunto non abbiamo concordato nulla, è tutto spontaneo. È tutto spontaneo, e quindi non ti ho detto come si leggeva quella poesia, perché quelle parti lì sono il tipo di recitazione che si dovrebbe fare nell'esplicazione della poesia. E quindi tu come la leggeresti? Ecco. Vorrei dormire dentro te, in un abbraccio immobile, sospeso, danza di un unico respiro, come la luna dentro una notte, intera una e lei immensa, in un pieno di tutto vacuo, in un vuoto di tutto peso, ed abbandonarmi a pensieri vaganti, foglie dorate, leggere nel cielo, incensi pregiati di rosa canina, ali gabbiano, eleganti sul dirupo, conchiglie antiche di madreperla scintillante, alberi aggraziati di verdi gemme e foglie, montagne sontuose di dura neve e roccia, anime avvolte di antichi canti e danze, senza cercare il senso, cullare sensazioni primitive senza risalire alla fonte, dondolare tra caldo e freddo senza cercare riparo, soavemente perdermi nel silenzio, nell'uno, nel duo, nell'universo. Vorrei dormire dentro te, in una stretta morbida e tenace, cadenza di un celeste sospiro, come il mare dentro la terra, accolto quieto e lei gentile, in un confine senza difese, in un colmo senza timori ed assenza di spine. Allora, signori, io l'ho vissuta bene, mi è piaciuta la cosa, lo scherzetto che mi ha fatto Maria Franca. La cosa più bella. Bello perché mi ha dato modo di conoscere Giuseppe, di farlo conoscere a voi che già comunque lo conoscete, ma attraverso Antonello e attraverso i filmati che comunque Antonello pubblica e ci passa e che a sua volta pubblicherò, avremo modo anche di far conoscere Giuseppe, spero, a tante altre persone. La poesia è sempre bella, questo è fuori discussione, quindi grazie di cuore Giuseppe per quest'ora che ci ha fatto trascorrere, che è meglio parlare di poesia che parlare di guerra, su questo non c'è assolutamente dubbio. Grazie Maria Fra, perché l'amministrazione comunale è sempre attenta a queste cose. Grazie a voi perché siete Sanazzaro anche Dissi mi è rimasto nel cuore per tutta una serie di cose, e veramente adesso con l'ultima canzone Giuseppe chiudiamo e veramente grazie di cuore, veramente. L'ultima canzone. Faccio anche dei ringraziamenti. È doveroso. Ringrazio tutta la città di Orsi per avermi ospitato, il sindaco professor Lubino, l'assessore professoressa Campus che ha permesso tutto questo, il capitano che ha condotto questa serata fenomenale, Tonino Sanna, e voi, ringrazio voi che avete partecipato. Questa canzone è intitolata Vorrei, anche Guccini. Sì. Ha fatto una canzone Vorrei. E non vorrei perché non sono i miei. Hai nominato una persona giovane che è scomparso prematuramente qui a Orsi l'altro giorno. Questa canzone riporta un po' anche questo tema, perché questa canzone c'è l'amore, ma c'è anche la domanda di cosa ci sarà dopo questa vita. E quindi se sia il caso che comunque la vita nel momento che ci sta scorrendo, il momento presente che abbiamo detto prima, sia da vivere pienamente e non tenere a risparmio, vorrei.
Vorrei amarti, non so come fare. Vorrei lasciarti senza neanche iniziare. Vorrei riprenderti restando assente. Non so chi sei, non so chi sono. Grazie. Grazie. Grazie.